bentrovati. Oggi preparo le zeppole sarde, dolci tipici di Carnevale. Si preparano in tutta la Sardegna, anche se poi possono cambiare di nome in base alle zone. Dalle mie parti si chiamano i ziquas. Gli ingredienti di cui ho bisogno per preparare le zeppole sono: allora, qua ho 1 chilo di farina totale, anche se poi è mezzo chilo di semola rimacinata di grano duro e mezzo chilo di farina 00, 1 litro di latte tiepido, 2 patate precedentemente sbollentate e lessate, 1 cubetto di lievito di birra, una dose, la punta di un cucchiaino di vaniglia in polvere, poi si può usare anche una bustina di vanillina. Facoltativamente si può aggiungere anche una bustina di zafferano, io non la metto perché non l'amo particolarmente. Un bicchierino di liquore a piacere, può essere sambuca, anice o strega o io in questo caso ho messo il rum. 3 uova che poi andranno separate perché gli albumi dovrò montarli a neve. Dopodiché la scorza e il succo di 3 arance. Anche il succo dell'arancio andrà dopo riscaldato leggermente. Adesso iniziamo a prepararle. Inizio a lavorare, inizio mettendo i rossi d'uovo, vado a separare i tuorli dagli albumi perché gli albumi dopo andranno montati. Aggiungo subito tutta la scorza d'arancio delle 3 arance. Aggiungo anche le patate che avevo lessato e ho schiacciato. E tutto il succo delle 3 arance. La polvere di vaniglia e inizio ad impastare. Adesso pian pianino si inizia ad aggiungere il latte tiepido, piccole dosi, va fatto assorbire lavorando molto bene fino a che avrà preso tutto 1 litro di latte. Vado avanti ad aggiungere pian piano il latte, faccio assorbire prima di aggiungerne altro. Continuo ad aggiungere latte, l'impasto comincia ad ammorbidirsi. Continuiamo a lavorare e man mano ad aggiungere latte. Facciamo questo movimento quasi come schiaffeggiare l'impasto.
Ormai il latte è quasi stato assorbito completamente, quindi prendo il cubetto di lievito, lo sciolgo nel latte, dopodiché questo ultimo goccino di latte con il lievito lo verso dentro l'impasto. Dopo aver aggiunto anche l'ultima goccia di latte con il lievito, ho continuato a lavorare e a schiaffeggiare l'impasto. Adesso aggiungo gli albumi montati a neve, li aggiungo tutti e pian piano faccio incorporare anche questi albumi dal basso verso l'alto, pian pianino. Dopo aver incorporato gli albumi montati a neve, aggiungo come ultimissima cosa il bicchierino di liquore. A questo punto copro bene con una tovaglia, dopodiché anche una bella copertina calda e lascio lievitare in un luogo asciutto. Deve raddoppiare, ci vorrà circa un'ora. Poi dipende dall'ambiente che si ha in casa, però un'oretta ci vuole quasi tutta. Ed eccolo qua, l'impasto è bello lievitato. Adesso con questo imbuto inizierò a versare le zeppole a cuocere nell'olio bollente. Inizio a riempire l'imbuto, metto un dito sotto per non far uscire l'impasto, vado a riempire l'imbuto. E porto a friggere. Partiamo dal centro. Le prime le ho appena girate. Le colo bene, le porto su un vassoio con carta cucina perché venga eliminato un po' di olio di frittura. E vado avanti a versare le altre. Le colate dall'olio vengono passate nello zucchero. Le mie zeppole di carnevale sono pronte. Se questa ricetta vi è piaciuta mettete un pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti